No, non siamo d'accordo, sicuramente per le opere che finora sono state proposte. Continua il nostro viaggio lungo il fiume Tagliamento, raccogliendo, come le sue acque azzurre e limpide, le storie dei sindaci entrati al centro della cronaca per colpa di una traversa. Non parliamo di calcio, ma dalle vicende legate alle sfuriate del grande fiume, quando questi si presenta con la sua portata di piena che fa riaffiorare i cattivi ricordi, soprattutto tra le popolazioni rivierasche dopo i disastrosi alluvioni del 66. La famosa traversa di Dignano è solo l'ultimo studio elaborato per evitare il ripetersi di tale evento, individuato nel punto in cui il tagliamento saluta l'area pedemontana per immettersi in quella delle Grave diretto verso la sua foce nell'Alto Adriatico. Se i sindaci della Riviera Friulana approvano tale opera, gli omologhi pedemontani la bocciano senza appello perché inutile, impattante con l'ambiente e territorio, porterebbe solo uno spreco di denaro pubblico e non efficace a contenere le piene del tagliamento nelle zone attraversate a monte. Non abbiamo avuto novità particolari per dire valutiamo un progetto che vada naturalmente a intervenire e a mettere in sicurezza le popolazioni rivierasche. Mi dispiace che questo concretamente in quell'audizione non è emerso. È emerso solo, devo dire, una contrapposizione, come dicevate voi, tra delle comunità, tra quelle del basso e del medio tagliamento, che è tutt'altro invece che quello che si vuole, perché tutti noi vogliamo naturalmente la sicurezza, è inutile ribadirlo ogni volta, dei territori della bassa friulana, però dobbiamo anche valutare e condividere, come è stato detto, le idee progettuali che possono mettere in sicurezza la bassa. Tutto lì. Ad oggi questa idea progettuale che è scritta a parole, ma progettualmente noi non vediamo nulla di concreto.